Contigo aprendí che si Domenica se 10 mueve agosto 2025, l'estate segusinese ha riservato al piccolo e tranquillo borgo di Stramare una bella sorpresa. Un'originale ed insolita mostra di gioielli fatti a mano allestita sotto una verde pergola di vite e d'uva nera quasi matura, a ridosso della locazione turistica Borgo Stramare di proprietà del signor Mariano Lio. che la semana tiene Tutto más. parrebbe anche normale se non fosse che questi gioielli sono il frutto del lavoro manuale di una famosa attrice che chi è stato adolescente negli anni 90 ricorderà sicuramente. Ser dichoso y Stiamo parlando della bellissima attrice e modella Mandala Taide. Mandala Taide ha recitato in numerosi film e serie TV, tra le quali Il ritorno di Sandokan, a fianco di Kabir Bedi, e poi In Deserto di Fuoco ed altre ancora, sia per l'Italia che per la Germania. Nel cinema, numerosi sono stati i suoi ruoli in film di successo targati anni 90 e 2000, tra i quali Fuochi d'artificio del 1997 di Leonardo Pieraccioni, Amore a prima vista di Vincenzo Salemme, I giorni dell'amore e dell'odio e molti altri ancora. La cosa curiosa e particolare però è che Mandala, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di mettere davanti al cinema quella che è la sua passione principale, ovvero la manualità, diventando una creatrice di gioielli. Io parto dalla natura, nel senso sono tutte forme esattamente riprese come li trovo per primo in cucina. Ho iniziato in cucina perché siccome io sono mezza indiana, mi piace cucinare con le spezie e ho notato, siccome io sono da sempre stata affascinato dal mondo piccolo, insomma, di farlo in qualche modo diventare grande e perciò ho iniziato con le spezie, praticamente praticamente fondendoli in oro o argento, di renderli eterni o anche preziosi. E da sempre perciò per me è stato importante di rendere le cose piccole della natura che diventano importanti o diventano preziosi, insomma. che io nací el día en que Mandala Taide, svestiti i panni di attrice, ha deciso di frequentare una scuola orafa prima a Brooklyn e poi a Milano, per imparare a creare con le sue mani gioielli e preziosi. La scuola orafa l'ho iniziata 15 anni fa, quando è nata la mia seconda figlia, e qui praticamente subito, quando ho imparato la tecnica e quando mi hanno detto che c'è questo modo di riprodurre appunto le forme naturali esattamente così, mi è piaciuta l'idea, insomma, e così da subito ho iniziato praticamente a modellare queste cose naturali e a farli diventare gioielli, perché a me piace più il fatto forse che sono come delle piccole sculture o delle cose che abbiano un significato. Normalmente ogni seme, ogni fiore ha il suo significato, che c'è un cartellino che anche quando uno vuole fare un pensiero o per un avvenimento, non lo so, c'è sempre il significato giusto per poterlo abbinare. E poi anche se una persona ha un seme, non lo so, l'anno scorso è venuta una ragazza con delle uva che voleva riprodurre per sua nonna, insomma, perché aveva questo vigneto, e sono tutte cose che io posso fare, insomma. Poi mi piacciono perché è un po' una cosa un po' più privata e particolare, un po' più intima del gioiello classico, insomma. I gioielli di Mandala sono realizzati attraverso un processo molto particolare chiamato microfusione a cera persa. Parliamo della tecnica, come nasce un gioiello dei tuoi? Allora, praticamente io trovo qualche seme, per esempio, partiamo per esempio il primo che ho fatto è il granello del pepe. Praticamente io porto questo granello di pepe dai miei fonditori, cioè io lavoro a Milano e c'è questa fonderia, insomma, che serve tante oreficerie, insomma, e loro mi fanno questo favore di fare una fusione proprio da quel granello di pepe. Se ovviamente ci sono alcune cose che riescono, perché magari gli oggetti sono un po' più duri, allora è più facile che una fusione riesce, e se no, quando sono morbidi, tante volte le cose va in niente. Allora tante cose ho anche provato per anni e non sono mai riuscite, e così loro, quando riesce la fusione, mi ridanno questo semino del pepe praticamente
dove non c'è più niente del pepe dentro, però è completamente in argento normalmente. Allora io lo pulisco e a quello io ci saldo una contromaglia o lo faccio diventare indossabile in un certo senso. E poi lo ridò a questi fonditori che fanno una forma di questo con la resina, e in questa forma di resina si fa la fusione a cera persa, perciò lo potrò usare per tutto il tempo che voglio, in tutti i materiali che voglio. Infatti devo solo fargli l'ordine, poi dico, voglio 5 pezzi in argento e così. E la cosa bella è che comunque quando una volta uno ha la forma di uno, lo può combinare anche con gli altri, insomma, cioè sono poi le combinazioni che uno può fare, un semino con con un tronchetto di legno fatto in argento, fatto in oro, insomma, ci sono anche tutti i materiali che si possono fare, perciò diventa praticamente una fantasia dalla realtà, in un certo senso. Parliamo del tuo percorso di vita, un passaggio che parte da attrice famosa e arriva a creatrice di gioielli. Sì, allora la parte di attrice era un po', nel senso non era pianificato, perciò nel senso poi io sono una persona molto timida, direi, e non facevo... Cioè per me era un po' un modo per spingermi anche oltre la mia timidezza, devo dire. Poi è capitato un po' per caso perché ero una bella ragazza, perciò nel senso mi ha permesso comunque di venire qui in Italia, che io amo e adoro, che ci sono rimasta infatti. Però insomma il lavoro di attrice sì, c'era del lavoro, però tante cose mi sono un po' capitate allora, e devo dire non ho fatto nulla per fare di più alla fine, e devo dire che sono sempre stata un pochettino più indirizzata verso la manualità, devo dire, e mi viene molto più facile, ed è una cosa dove mi sento molto più calma, tranquilla e meno timida. E siamo arrivati a Segusino. Come hai scoperto questo borgo nascosto nella provincia di Treviso? In totale caso l'abbiamo scoperto su Airbnb perché c'erano le foto di questa casetta fantastica e praticamente cioè, siamo arrivati qui solo per questo, l'abbiamo prenotata e siamo venuti e abbiamo detto questo è proprio un paradiso, cioè per noi è bellissimo, perché cioè, probabilmente come vivere una volta, cioè, poi per chi vive in città come me, io sono proprio bambina di città, io sono all'infanzia a Francoforte, poi Roma, poi Milano, però a me piace proprio la campagna, devo dire, e qui si sta poi da Dio perché fa un caldo, però qui no, cioè qui si sta bene anche oggi. No llores. Parliamo ancora dei tuoi gioielli, chi fosse interessato dove li può trovare? Allora, mi potete trovare su Instagram, @mandala.t o anche il sito www.mandala-t.com. Mandala Taide, come dicevamo, vende i suoi gioielli attraverso il web ed entrando nel suo sito internet abbiamo trovato 2 passaggi che ci hanno molto colpito. La bellezza dell'imperfezione. Mandala contempla la perfezione della natura e valorizza i suoi dettagli imperfetti creando gioielli unici. E poi una citazione di Proust che dice: «La creatività non sta nel trovare nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi». E chissà, forse sono proprio questi nuovi occhi e questa ricerca di dettagli imperfetti che l'hanno magicamente portata fino a Stramare di Segusino. No llores.